24 al 26 giugno prossimi al Madison a Realmonte si svolgerà la 9ª edizione di Sicilia in Bolle. Il programma della 3 giorni. Giuliana Micichè. È imminente la 9ª edizione di Sicilia in Bolle organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier Sicilia, Delegazione Agrigento Caltanissetta. L'evento più atteso per gli appassionati di vini e spumanti si svolgerà dal 24 al 26 giugno prossimi al Madison, tra Porto Empedocle e Realmonte, cornice della Scala dei Turchi, lungo la Costa del Mito. Il presidente AIS Sicilia, Francesco Baldacchino, per anni al timone della delegazione AIS Agrigento Caltanissetta e tra gli ideatori di Sicilia in Bolle, adesso affidata al delegato Calogero Trupia, annuncia: sono tante le novità, sono trascorse numerose edizioni, ma l'entusiasmo è quello di sempre. Avremmo il piacere di ospitare il presidente AIS Sandro Camilli, il presidente AIS Puglia e il delegato di AIS Foggia, la delegata AIS Pavia e il direttore del consorzio Oltrepo Pavese. Con noi anche il giornalista e caporedattore di Gusto, rubrica enogastronomica del TG5, Gioacchino Bonsignore. L'edizione 2023 è frutto anche della collaborazione con il Parco della Valle dei Templi di Agrigento, che ospiterà nella suggestiva location di Casa Barbadoro, recentemente restaurata, l'inaugurazione della manifestazione sabato 24 giugno. Sempre a Casa Barbadoro si svolgerà la tradizionale cena di gala con la consegna della 5ª edizione del premio Alberto Gino Grillo alle migliori bollicine secondo la guida I vini di Sicilia 2023. Lo chef Salvatore Gambuzza, che accompagna Sicilia in Bolle da tanti anni, sarà al lavoro in coppia con il pluripremiato chef Claudio Ruta, stella Michelin 2010, per una cena a 4 mani dall'intenso impatto emozionale. Non mancheranno i momenti di approfondimento delle masterclass di Sicilia in Bolle, a cura del Consorzio Tutela Vini Oltrepo. Il lunedì sarà una giornata molto ricca, tra la preparazione di un cocktail che sia la sintesi perfetta tra le bollicine siciliane e i prodotti dell'isola. E una giuria degustativa sceglierà il cocktail dell'estate. A seguire una speciale ed esclusiva degustazione di bollicine affinate in fondo al mare, in presenza dell'ideatore di tale tecnica, Emanuele Kottakis, e poi una tavola rotonda sui nuovi mercati green e lo spazio che le bollicine avranno in esso. Immancabile la serata di chiusura con i banchi degustazione delle cantine dell'isola che da 9 anni accordano la loro fiducia a Sicilia in Bolle, il tutto accompagnato come sempre dalle squisite preparazioni dello staff Madison. Prenotazioni e prevendita su www.siciliainbolle.it.